Richiamata la notizia manifestata in seguito ad un incontro tra rappresentanze sindacali e direttore generale di ASFO a metà ottobre e riguardante l'intenzione di affidare il servizio di procreazione medicalmente assistita ad un soggetto privato, sottolineata l'importanza nello scenario attuale in Italia e in Friuli Venezia Giulia di un centro pubblico di fecondazione assistita, visto che le motivazioni adottate per questa decisione rientrano in un discorso più ampio di carenza di personale acuitosi dal 2020, ovvero dal pensionamento dell'allora primario a cui è succeduta una facente funzione, anch'essa prossima al pensionamento. Preso atto che negli ultimi anni il servizio ha sofferto per una crescente fuga di professionisti ed evidenziato che le misure messe in campo per invertire questa tendenza sono state definite dalle rappresentanze dei lavoratori come insufficienti, ascoltate le parole dell'assessore Riccardi in risposta al tema, ovvero che all'utente queste differenziazioni tra pubblico e privato non interessino, che la responsabilità dell'attuale depauperamento del servizio sia da imputare ad una sbagliata programmazione di competenze dello Stato e che se qualcuno avesse soluzioni le proponga, sarei il primo ad ascoltarle. Ricordato che la mancanza di ascolto è stata una delle principali criticità del rapporto tra i rappresentanti dei professionisti sanitari e del precedente direttore generale di ASFO, dottor Polimeni, il cui operato è stato definito disastroso. Tutto ciò premesso, si chiede all'assessore competente quali siano state le misure messe in campo dall'ASFO per reperire personale negli ultimi anni e quali saranno le condizioni e i costi di questo piano di esternalizzazione. Grazie Presidente. Consigliere Capozzella, prego il signor Riccardi. La PMA è una funzione, si premette che al momento l'azienda non sta procedendo alla esternalizzazione del servizio. Non è sufficiente una battuta in qualche riunione per dire che quella è Cassazione. La PMA è una funzione caratterizzata principalmente da due filoni di attività. Il primo riguarda il rapporto diretto con l'utenza, assicurato da medici, ginecologi e infermieri. Il secondo è rappresentato dal laboratorio, assicurato da biologi con competenze molto specifiche e tecnici di laboratorio. È su questo secondo filone di attività che si stanno verificando le maggiori criticità per la difficoltà, impossibilità a trovare e assumere biologi formati, oltre ad una cronica carenza di tecnici di laboratorio, sempre determinata da difficoltà a trovare personale e non dalla mancata volontà di assumerlo. Per non procedere alla esternalizzazione del servizio, sulla quale la direzione aziendale ha fatto solo un pensiero e non certo preso una decisione in merito, verrà integrato il ginecologo cessante e si prevede l'assunzione di 2 biologi ai quali verrà affiancato per congruo tempo di formazione un terzo biologo con contratto libero professionale. Soltanto ove tutto ciò non dovesse portare a risultati sperati è ipotizzabile procedere alla esternalizzazione del solo laboratorio, non di tutta la PMA. Relativamente alla seconda domanda, quindi ai quesiti posti, negli ultimi anni l'azienda ha proceduto a sostituire il personale cessato, almeno fino a quando lo ha trovato, mentre non essendo stata decisa alcuna esternalizzazione, non esiste il relativo piano delle condizioni dei costi. Grazie, prego consigliere Capozzella. Sì, Presidente, sono soddisfatto della risposta di Riccardi. Certo preoccupa quel virgolettato dell'assessore stesso in cui indica che la direzione di ASFO ha fatto solo un pensiero, speriamo che rimanga solo un pensiero. Naturalmente io mi sono fatto carico di una preoccupazione che esiste nel territorio in cui si presuppone che questo pensiero, ecco, chiamiamolo così come l'ha chiamato l'assessore Riccardi, sia invece frutto non di una situazione contingente ma di una strategia. La risposta dell'assessore Riccardi è che non c'è a riguardo nessuna strategia di esternalizzazione, un pensiero speriamo che rimanga solo un pensiero, quindi sono soddisfatto della risposta, grazie.